Mercoledì 16 marzo 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavolterra Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo subito uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Incominciamo con il Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi. Ovviamente in primo piano l'emergenza della guerra in Ucraina e le conseguenze anche a livello mondiale. Emergenza lavoro, una task force per le assunzioni, sindacati e associazioni di categoria siglano il patto provinciale, incrociare domande e offerte per ricollocare chi perde il posto. Notizia quindi in questo caso che riguarda la provincia di Belluno, incrociare domande e offerte di lavoro per favorire il ricollocamento delle persone rimaste disoccupate, ma anche per creare maggiori opportunità occupazionali per chi è iscritto nei centri per l'impiego, e tutto questo tenendo presente lo scenario internazionale in cui il mondo si sta muovendo. Questi gli obiettivi dell'accordo siglato ieri mattina in Camera di Commercio per la promozione e la valorizzazione del mercato del lavoro della provincia di Belluno. 13 soggetti che hanno aderito all'iniziativa tra associazioni, imprenditori, ente camerale, sindacati e ordine dei consulenti del lavoro. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 16. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Longarone, la crisi del PVC ferma alla Diab, 185 esuberi, un dramma. Dietro l'annuncio della multinazionale la frenata delle vendite di materiali in PVC surclassati da quelli in PET, sempre di Dallanese. L'approfondimento a pagina 26. Feltre, il centrodestra sposa Fusaro, candidatura eccellente. A Feltre è siglato l'accordo tra la candidata a sindaco Viviana Fusaro e il centrodestra unito, candidatura eccellente. L'approfondimento di Milano a pagina 21. Cortina, Franna di Alverà, sindaco indagato nell'inchiesta veneziana. Franna di Alverà e Morte Catturani nell'inchiesta della Procura Generale di Venezia, indagato anche il sindaco di Ghedina. L'approfondimento di Sosso a pagina 28. E la foto di copertina invece è dedicata a un evento curioso che ha interessato la provincia di Belluno ieri: il cielo dolomitico tinto di giallo, effetto della sabbia del Sahara, come si può vedere da questo scatto che rappresenta la colorazione dell'aria vista ieri alle 16:30 dal rifugio Castiglioni. La marmolada gialla, tranquilli, rasserenano dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Non sono fotografie dal passato, non si tratta di immagini vintage effetto sepia, sono istantanee dalle Dolomiti. Responsabile è la sabbia del Sahara che attraversa il Mediterraneo verso l'Europa, con una novità non del tutto tranquillizzante però: questa sabbia, depositandosi, rischia di accelerare la fusione della poca neve che è rimasta. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita al territorio bellunese, ed ecco come si apre la prima pagina dell'edizione nazionale. Sguardo ovviamente in questo caso alla notizia: guerra, l'Italia allerta i soldati, circolare della difesa ai comandi, stop congedi, battaglioni al completo ed allestire l'artiglieria. Ordine di organizzare addestramenti specifici, war fighting, cioè per prepararsi a combattere. Questa la situazione e l'approfondimento che troveremo a pagina 7 a firma di Pinna. Il fronte, nemmeno i malati si salvano, ostaggi in 400 a Mariupol, riquadro che richiama sempre la guerra in Ucraina. I russi non risparmiano neppure gli ospedali, li hanno bombardati e, come è successo a Mariupol, li hanno occupati prendendo medici e infermieri in ostaggio. La foto di copertina del Gazzettino riguarda invece l'aumento del carburante in Italia, l'emergenza, 3 ipotesi. Oggi il governo decide questo è il costo al litro del diesel, 2,359 centesimi, per la benzina 2,379 centesimi. Questo è il titolo che accompagna la foto. Benzina verso quota 2,50, sconti contro il caro pieno, prezzi sempre più alti. L'approfondimento lo troveremo a pagina 10 di questa edizione del Gazzettino. Prima pagina che ha anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno: carburanti, inchiesta sull'aumento dei prezzi. L'approfondimento quindi anche per quanto riguarda l'edizione bellunese si riferirà appunto all'aumento pazzesco del carburante in questi giorni. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino, sfogliamo immediatamente le prime pagine dedicate ai fatti di carattere nazionale e internazionale. Notizie ovviamente in primo piano riferita all'invasione dell'Ucraina. Nemmeno i malati si salvano, 400 in ostaggio a Mariupol, il vice sindaco nell'ospedale
Irruzione dei russi, sparano a chi tenta di scappare, imposto il coprifuoco di 32 ore a Kiev, nella capitale si teme un attacco pesante. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano di una donna sotto shock dopo essere stata salvata successivamente al bombardamento della sua abitazione. Ma continuiamo con gli approfondimenti del Gazzettino riferiti alla guerra in Ucraina. I giornalisti nel mirino, Pierre e Oleksandra, uccisi perché raccontavano la guerra. Il cameraman della Fox era un veterano, con lui ha perso la vita una collega ucraina, colpiti alle porte di Kiev dall'artiglieria russa allo statunitense Hall, amputata una gamba. Report a rischio in questo scatto, altri 2 giornalisti uccisi, il cameraman della Fox Pierre Zakrzewski a sinistra e la giornalista ucraina Oleksandra Kuzhinova, ferito gravemente Benjamin Hall della Fox. La diplomazia a Kiev, 3 premier UE, ma Bruxelles si divide, Zelensky cede sulla NATO. I primi ministri sloveno, polacco e ceco in missione, Michel, iniziativa personale, Putin, il presidente della Russia, l'Ucraina non cerca una soluzione, il 24 vertice NATO in Europa, ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti, Biden. Le crepe a Mosca, rivolta anti-Putin in TV, a processo la giornalista Ovslinikova, interrogata a 14 ore, multa per un video precedente ma non è finita, l'ONU non punitela, Macron, presidente della Francia, le offre protezione, nei media cresce il dissenso. E a proposito della guerra in Ucraina, le misure dell'Unione Europea, braccato dalle sanzioni la fuga di Abramovich tra le braccia dello zar. Il patron del Chelsea lascia Israele con un aereo privato e fa rientro a Mosca. In una inchiesta della BBC, le ombre sulla sua scalata negli anni 90. E ancora la minaccia russa, siamo a pagina 7 del Gazzettino, anche l'esercito italiano si prepara per la guerra, reparti in assetto combat, minaccia alta e nuove regole, brigate al completo, armi cingolati ed elicotteri, scattata ieri la modalità warfighting, stop al congedo anticipato dei soldati. Questi sono i numeri: 95.511 il totale del personale in servizio tra le fila dell'esercito italiano, 38 l'età media dei militari in servizio nelle caserme dell'esercito italiano. E continuiamo con le notizie che riguardano la guerra in Ucraina, ma anche le conseguenze provocate e che vengono successivamente sviluppate nel nostro paese. Siamo a pagina 10. Carburanti, il governo studia gli sconti, benzina verso quota 2,50 € al litro, in arrivo meccanismi di controllo per verificare i tagli delle accise, almeno 10-15 centesimi. Dal vertice Ecofin di Bruxelles, via libera ai bonus contro gli incrementi, ma nessuna revisione del prelievo fiscale. Ma da dove arrivano le accise sui carburanti? Eccole qui: 1935-1936, finanziamento della guerra in Etiopia, e ancora la crisi di Suez del 56, il disastro del Vajont del 63, la ricostruzione di Firenze dopo l'alluvione del 66, la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 68, la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 76 e ancora il terremoto dell'Irpinia nell'80, il finanziamento della missione ONU durante la guerra del Libano nell'82, nel 96 il finanziamento della missione ONU durante la guerra in Bosnia, nel 2004 rinnovo del contratto degli autoferrovieri, nel 2005 acquisto di autobus ecologici, 2009 terremoto dell'Aquila, 2011 finanziamento alla cultura, sempre nel 2011 l'arrivo di immigrati dopo la crisi libica, l'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana, il decreto Salva Italia, nel 2012 terremoti dell'Emilia, nel 2014 finanziamento bonus gestori, 2014 finanziamento decreto Fare. Dal 95 le accise sono state inglobate in una unica imposta indifferenziata che finanzia il bilancio statale. L'emergenza nel nord-est, presidente della regione Zaria, questa è la sua dichiarazione: rincari, si indaghi, inchiesta aperta a Belluno. Il governatore: non abbiamo le bombe ma questa è ormai un'economia di guerra, in Veneto già 4.000 profughi dall'Ucraina, offerti dai cittadini più di 8.000 posti letto. Continuiamo con le notizie che riguardano l'attualità. Carta verde solo al chiuso e al lavoro con il tampone. Le nuove regole domani al vaglio del CDM. Da maggio pass base per i dipendenti over 50, stop al QR code per le attività all'aperto per bus, treni e aerei. È sufficiente il tampone. Notizia quindi in questo caso che riguarda l'emergenza Covid-19 e le norme che stanno per cambiare nel nostro paese. Ma continuiamo con le notizie che troviamo in questa edizione del Gazzettino. Siamo a pagina
pagina 13, voto 1, la prof si scusa ma scatta l'istruttoria, piove di sacco, fatto che è avvenuto in provincia di Padova, via l'indagine interna per la pubblicazione del tema sul social, la dirigente vogliamo capire i fatti, post rimosso ma c'è il rischio di sanzioni. Ieri l'insegnante ha tenuto lezione alla classe, coinvolta c'è stato il chiarimento con lo studente. L'intervista all'ex assessore, un messaggio forte, onestà e merito sono fondamentali. Un'altra intervista al preside, i ragazzi non vanno messi alla berlina, noi siamo educatori. L'approfondimento lo troverete in questa edizione appunto del Gazzettino. Sempre dall'attualità, Hyperloop, ecco l'intesa, un prototipo da 4 milioni, oggi a Verona la firma tra Regione, MIMS e CAV per il treno a lievitazione magnetica, sistema per il trasporto merci da Padova a Mestre, allo studio il carico passeggeri. Ma continuiamo con le notizie, in questo caso riferite alla provincia di Belluno, addentriamoci al suo interno quindi con il Gazzettino di Belluno. La prima notizia che troviamo riguarda la difficile situazione che stanno vivendo i lavoratori della Dieb, questo è il titolo: esuberi, Diab, scioperiamo. L'azienda ha annunciato l'intenzione di chiudere una pressa che produce pannelli in PVC, il prodotto è superato dal PET. Deola della CISL, inaccettabile la richiesta di 185 licenziamenti, che del PD, lavoriamo per gli ammortizzatori sociali. Una crisi che preoccupa, arriva in un momento delicatissimo dal punto di vista internazionale. Bisogna fare squadra garantendo un riassorbimento nelle altre imprese del territorio. E sempre a proposito di questa crisi, l'analisi: mancano ricambio generazionale e competenze. Bisogna intervenire subito, firmato un accordo tra 20 enti per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di impiego. E sempre a proposito di aziende bellunesi, Callisto Fedon festeggia i 70 anni, la rivoluzione degli astucci rigidi. Al timone del gruppo, che conta 722 addetti impiegati tra Italia, Francia, Romania e Cina, come si ama la mamma e il papà, così amo il Cadore e di quella terra sono orgoglioso. Questa è la dichiarazione del patrone della Fedon, che appunto ha festeggiato i 70 anni. Andiamo avanti con pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Il caro carburanti, ecco l'approfondimento e l'inchiesta che è sfociata in provincia di Belluno, pieno a prezzi folli, scatta l'inchiesta della procura. Il procuratore Paolo Luca ha dato delega alla finanza dopo gli esposti del Codacons. Sotto la lente gli operatori del settore petrolifero con sede in provincia. Questi gli aumenti del prezzo dei carburanti, vediamo la situazione che troverete in questa edizione del Gazzettino di Belluno, praticamente le zone in provincia di Belluno dove vi è stato il maggior aumento per quanto riguarda la benzina e per quanto riguarda il diesel. Troverete quindi il distributore e la località in cui si trova. Leggiamo parte di questo approfondimento inchiesta del Gazzettino di Belluno. La procura apre un'inchiesta sull'aumento del carburante in provincia e delega il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Il fascicolo aperto dal procuratore Paolo Luca è scattato a seguito dell'esposto del Codacons, Unione Nazionale Consumatori, che ha denunciato in ogni procura d'Italia i rialzi ingiustificati. L'inchiesta, al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato, vuole accertare se vi siano stati guadagni ingiustificati sull'aumento dei prezzi del carburante. Siamo a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Il rinnovo del contratto può frenare le assunzioni, notizia che riguarda l'amministrazione e il comune di Belluno. Il sindaco Massaro: comuni d'accordo, i lavoratori vanno premiati e incentivati, rischiamo un effetto paradosso, le spese non possono essere tutte nostre. Queste alcune cifre riportate dal Gazzettino di Belluno: 450.000 il costo aggiuntivo per Palazzo Rosso con gli aumenti previsti dalla nuova piattaforma, 90%, quasi tutti i servizi vengono erogati dai comuni a fronte di una spesa del 7,6%. Sempre da Belluno, il primario torna in corsia, sospensione revocata. Il dottor Bissoli è stato reintegrato dall'azienda ospedaliera di Belluno, aveva anche fatto ricorso contro l'USL per l'obbligo del vaccino anti-Covid. Notizia di spalle, alta formazione, così si combatte lo spopolamento. Luis e Confindustria ieri hanno incontrato i dirigenti scolastici. E adesso passiamo a Feltre, politica feltrina, appoggiamo Fusaro, è lei la nostra candidata. Ieri il centrodestra ha ufficializzato l'accordo, ma dall'ex preside silenzio, una nota dei tre gruppi politici: solo uniti possiamo dare una svolta. In queste settimane sono state accolte tante persone che si erano messe a disposizione, poi la scelta.
Continuiamo con il Feltrino, se rende il Grappa, case e sentieri da rifare sarà la Valle della Pace. Il progetto a più mani che punta ai fondi PNRR prevede il rilancio della vallata per viverci in sintonia con la natura, recupero dei vecchi edifici, dei terreni e della sentieristica per ripopolare l'area. Collaborerà anche l'Università di Pisa. L'iniziativa vede in campo il Comune, la Fondazione Val di Seren e una cordata di privati e associazioni. Siamo a Borgo Valbelluna, non si ferma lo stop a processo ma la segnaletica manca del tutto. Multa dopo l'incidente revocata dal giudice di pace, il giovane in tribunale, strisce orizzontali sbiadite e cartelli troppo lontani. Sedico, volontari per curare parchi e territorio, il comune riapre i termini del bando e continuiamo con Lagordino, Alleghe, siamo a pagina 11 del Gazzettino di Belluno, Renato, il signore del ghiaccio, l'hockeyista De Toni, ancora oggi il capocannoniere in 10 edizioni dei mondiali, ben 40 gol e 26 assist, a 15 anni fu convocato in nazionale e vi rimasi per 15 anni, ricordo la batosta con la Russia e l'accesa rivalità con il Cortina. Una intervista che troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Cortina, l'idea del villaggio olimpico diffuso, usiamo caserme e abitazioni vuote, Demeniche, puntiamo su un'area vasta tra le valli del Boite e del Cadore, dal Comelico Santo Stefano, io in Ucraina con le medicine per i profughi, il viaggio di Gallia in patria, non c'è bisogno di vestiti. La giovane che vive in Comelico vuole accompagnare in Polonia il numero maggiore di sfollati e portarli in Italia. E sempre da Cortina la frana che uccise Carla, prevedibile ma nessuno fece nulla. L'approfondimento lo troveremo nell'edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci appunto all'interno del Corriere delle Alpi, passiamo immediatamente alle pagine dedicate alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16, nasce la task force per l'occupazione, un team fa incontrare aziende e lavoratori. Notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Questo l'approfondimento del Corriere delle Alpi. Sindacati e associazioni di categoria siglano il patto provinciale, incrociare domande e offerte per ricollocare chi perde il posto. Questa è la dichiarazione di Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, che era presente ieri in Camera di Commercio. Sarà fondamentale riqualificare le persone che restano a casa. Ai giovani dico che il titolo di studio fa la differenza. Pagina 17, ambiente, sostenibilità e clima che cambia, le aziende hanno bisogno di green manager. Nel convegno organizzato dalla Luis Business School, uno sguardo alle esigenze dell'economia del futuro. Pagina 18, economia, agenti di commercio in crisi nera al lavoro con le bici elettriche, sono 700. I liberi professionisti bellunesi, Roccon di usarci, l'aumento della benzina ci ha atterrato. In campo anche Zanatta della CISL, situazione peggiore a quella pandemica. Passiamo a pagina 19, notizia che riguarda il capoluogo, sono 72 le osservazioni al PAT, la viabilità il tema più dibattuto. Lunedì la maggioranza le ha analizzate, il Consiglio le affronterà ad aprile, il sindaco Massaro la nostra visione, più qualità della vita e meno consumo del suolo. E sempre dal capoluogo verso le elezioni, Vignato a confronto con i commercianti, il candidato sindaco sottolinea bisogna migliorare il decoro e l'ordine ma serve anche un dialogo con le frazioni e il Nevegal. E sempre dal capoluogo Nevegal, grande festa per il fine stagione, tutto questo nel prossimo weekend. Attenzione perché per quanto riguarda sempre il capoluogo, domenica senza auto alla scoperta degli alberi cittadini. Un giro in centro a Belluno per conoscere gli alberi che lo abbelliscono. Torna domenica la giornata ecologica prevista dall'ordinanza antismog. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi. Parliamo dell'atmosfera presente ieri in provincia di Belluno, un'atmosfera colorata di giallo. Il cielo delle Dolomiti si tinge di giallo, questo il titolo, è la sabbia del Sahara portata dal vento. L'esperto del CNR avverte se si depositasse al suolo potrebbe anticipare lo scioglimento della neve. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti di come si presentavano ieri le vette delle Dolomiti. Il nivologo di ARPAV Mauro Valta ha più volte studiato la neve rossa, tra i suoi impatti anche il significativo aumento del rischio valanghe. Passiamo a pagina 21, una pedagogista alla guida dei cittadini per la Gabelli, Sara Serbati, è la nuova presidente dell'associazione nata per sostenere il recupero della scuola. Il mio obiettivo è valorizzare la sua storia pensando al futuro dei bimbi che la frequenteranno. L'approfondimento del Corriere delle Alpi riferito invece all'emergenza Covid in provincia di Belluno, in aumento il focolaio nella RSA di Cavarzano, vaccinazioni in calo.
Passiamo adesso a pagina 22, Feltre, Fusaro e centrodestra uniti, rinnoviamo la città, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia di spalle, invece entrata di 85.000 euro da canoni idrici e addizionale IRPEF, notizia che riguarda sempre il comune di Feltre. E rimaniamo a Feltre, assemblea dei soci, il CAI diventa sempre più forte, superato il muro dei 3.200 soci, negli ultimi 6 anni c'è stata un'impennata di tesserati, tantissime le donne, creata una nuova squadra che si dedicherà ad accompagnare persone disabili. Feltre, il caso doping, il processo per EPO alla fondista Prigol deve ripartire dal via. Questione di giurisdizione, Trento invia le carte a Belluno, l'atleta ha già scontato la squalifica sportiva di 4 anni. E ancora da Feltre la sentenza, un altro fatto di cronaca giudiziaria, vuole l'avvocato gratis malgrado i beni del figlio, la Cassazione lo ascolta. Spostiamoci in Valbelluna, pagina 25, Sedico, differenziata anche nei cestini, il comune lavora sull'ambiente. La vice sindaca Sacchette, nuovo regolamento sui parchi e giornate ecologiche, ma soprattutto andremo nelle scuole per educare al rispetto sin dalla tenera età. Ponte nelle Alpi, deiezioni dei cani lasciate per terra, la protesta arriva anche in comune. Al Pago, anziano cade per un malore, i pompieri forzano la finestra. Cade dal letto e ci vuole l'intervento dei pompieri, un anziano di Ferra dal Pago si è sentito male ieri mattina e, non vedendolo uscire di casa come al solito per fare la spesa, i vicini hanno chiamato il numero di emergenza 118, coinvolti anche i pompieri del comando di Belluno. Lupo ormai stanziale in Consiglio, branco da una decina di individui, una pubblicazione esamina i fattori che ne hanno favorito l'arrivo dall'unico esemplare censito nel 2018 alla forte crescita dell'anno dopo. Ancora dalla provincia di Belluno, Longarone, siamo a pagina 26 del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione difficile che stanno vivendo i lavoratori della Diab. Questo il titolo dell'articolo. PVC fuori mercato, 185 esuberi alla Diab, l'azienda intenzionata a fermare la linea del vinicloruro per concentrarsi sul polietilene, venerdì sciopero e presidio. Informato del caso il tavolo di crisi Veneto, parti sociali pronte a scendere a Roma. E tremano i sindacati, un dramma vero, ricollocare gli operai sarà difficilissimo, CGIL e CISL temono che sia solo il primo passo, a rischio anche gli altri 65 lavoratori, questo è il quesito che si sono poste le due categorie di sindacato bellunese appunto in merito alla crisi della Diab. Passiamo adesso in Agordino, siamo a pagina 27, Rocca Pietore, risanamento fognario a Masarè, un intervento in tecnologia no dig che vale 180.000 euro. Nessuno scavo per risanare 200 metri di condotta ammalorata, l'operazione durerà un mese senza creare disagi agli utenti. E sempre dall'Alto Agordino, Livinallongo, associazioni, frazioni e diritto allo studio, stanziati 50.000 euro. Selva di Cadore, altro scontro in pista in località Fertazza, feriti 2 sciatori. Val di Zoldo, vigile urbano è assolto sui rilievi dell'incidente. Passiamo adesso a Cortina, nuova inchiesta, Fran Alverà, indagato il sindaco Ghedina, non ne so nulla, ero appena stato eletto. Per la morte di Carla Catturani la Procura Generale sta facendo accertamenti anche su Lara Stefani di Veneto Strade. E sempre un altro fatto di cronaca, il processo, lavori solo dopo la tragedia, prima nemmeno un cartello. L'ANAS ha fatto molto di più per la statale 51 di Alemagna rispetto a Veneto Strade e per la regionale 48 delle Dolomiti. I numeri non si possono discutere, sono usciti in tutta la loro chiarezza durante l'udienza del processo a Sandro D'Agostini, il dirigente dell'ente regionale che è accusato di omicidio colposo per la morte di Carla Catturani ad Alverà. Il direttore amministrativo di Veneto Strade ha parlato di un intervento sui 30.000 euro per dei semafori installati dopo la tragedia, mentre un rappresentante dell'azienda nazionale di 3.300.000 euro dal 2015 al 2019 in 3 differenti tronconi. Ancora da Cortina, verso i Giochi 2026, sindaci a confronto sulle opere olimpiche, De Bene che punta sul villaggio diffuso. I primi cittadini a confronto con Sant'Andrea e Morelli, sul tavolo anche il tunnel pedonale tra parcheggio e funivia. Sempre dal Cadore, Giorgio, la storia olimpica messa alle pareti nel ristorante, una collezione di 30 fiaccole. Ghedina, zio di Christian, a tutte quelle delle edizioni estive da Berlino in poi, eccetto Helsinki, costa 550.000 euro. Quindi in questo scatto vediamo appunto la collezione delle fiaccole esposte sulle pareti del ristorante Il Passetto.
Vodo di Cadore, il costo dell'energia spaventa, raffica di tagli su più capitoli. Pieve di Cadore, magnifica, 22.000 euro per le borse di studio. E ancora da Pieve di Cadore, libera lunedì a Pieve la giornata regionale contro tutte le mafie. Passiamo adesso alla rubrica Cultura e Società, la carta, la grafica e l'eredità di Remondini, la vita a colori di Tassotti, lo stampatore. Spirito eclettico, imprenditore di passioni, un libro lo racconta passando per le ceramiche e anche per Scarpantibus. Dalla rubrica Giorno e Notte, la rubrica dedicata alla provincia di Belluno, al Teatro Comunale, Feste, la poesia delle maschere in scena con la Family Flots a Belluno Miraggi. Arriva lo spettacolo della straordinaria compagnia tedesca, sabato la prima regionale di una favola senza parole che appassione. Una storia sulla ricerca della felicità e sulla complessità dei nostri giorni. E ancora conversazioni artistiche, Gabriele Grones alla Boccanera Gallery, l'esposizione a Trento fino al 21 di maggio. Passiamo adesso allo sport bellunese. Ecco la prima notizia che troviamo, che riguarda l'Alpago, ovvero ora può sognare Fagherazzi, concentrati in tutte le prossime gare. E il presidente al settimo cielo dopo il successo con il San Martino: bravi ragazzi, ma occhio all'Ongarone Alpina, non è ancora fuori. Andiamo avanti con una notizia di spalle che riguarda sempre il calcio, in questo caso il calcio di Serie D. Dolomiti, dopo la sosta ufficiale, l'anticipo al sabato, si ritorna in campo il 26, immutato il regolamento play-off. Hockey Alps League, il primo quarto di finale, il Cortina espugna con l'Albore, non piegato con un poker. Buona la prima di 5 per gli scoiattoli, un match combattuto fino all'ultimo. Johansson ne segna 2, poi Alverà e Luca Zanatta blindano il risultato. Domani sera si torna sul ghiaccio all'Olimpico, c'è gara 2. Pattinaggio artistico, pioggia di medaglie bellunesi al Valcellina Ice Skating. Nuoto paralimpico, Eleonora Dal Paus, 2 ori alle World Series di Lignano, argento per la Belletti. In questo scatto vediamo Eleonora Dal Paus. Ancora dallo sport bellunese, le azzurre del curling all'assalto del mondiale Caldart. Possiamo giocarcela con tutte, e in questo scatto vediamo appunto Alessandro Zisa con Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e l'oro olimpico Stefania Costantini. E sempre a proposito del curling, Serie A, il CC66 di Isano in finale scudetto. Il titolo si decide il 27 a Cembra. Altro sport, Valmassoi l'argento alla Pierramenta, è la gara più bella, il vero sci alpinismo. La Cadorina racconta le grandi giornate nella prestigiosa gara francese, ci sono migliaia di tifosi nel percorso. Sci alpino, campionati italiani aspiranti, Pomarè quarta nel gigante, Bene, De Zanna e Bertagnoli. Ancora dallo sci alpino, dal 19 al 23 marzo, 29 allievi e ragazzi con il team di Fisi Veneto ai tricolori sulla Betone. Un ulteriore approfondimento dedicato al calcio a 5 under 19, canottieri in casa del Came, non basta il gol di Bonavera. E terminiamo questa edizione di Edicola Belluno con la lettura delle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Vediamo che tempo ci aspetta in Veneto. In pianura al mattino in prevalenza nuvoloso per estese nubi basse con foschie e locali nebbie, dalla tarda mattinata schiarite sui settori centro-orientali, via via più ampi nel corso del pomeriggio, con cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso per presenza di velature, altrove permarrà la nuvolosità. Sulle zone montane in prevalenza nuvoloso con qualche parziale schiarita. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.